Benvenuti amici di mattoscacco.com in questo nuovo video. Oggi scontro fra titani. Il numero uno al mondo col bianco Magnus Carlsen contro Anish Giri o Giri col nero, che è il 10° giocatore più forte al mondo di scacchi. Relativi punteggi Elo 2814 contro 2686. E in questa partita, ahimè, con mio grande dispiacere, vedremo subire il campione del mondo. L'aggressività scatenata del nero. Vediamo com'è andata la partita. D4, Carlsen, cavallo F6, C4, G6 e si sta impostando una difesa est indiana. G3, qui si sta impostando una catalana col bianco, alfiere G7, alfiere G2 e qui si va in D5 con una New Grunfeld, che questa è interessante. D5 è una buona mossa che serve a occupare un po' il centro. Senza D5 il nero si troverebbe un pochettino a corto di spazio, per esempio dopo arrocco e cavallo C3. Ora questa spinta C5 è proibita poiché il bianco ha pieno controllo sulla casa centrale, quindi a mio parere non c'è mossa più corretta di D5. Tra l'altro impostare la catalana col bianco significa andare incontro ad un gioco abbastanza posizionale e poi vedremo anche alcune scelte di Carlsen che saranno un po' passive, un po' strano per il suo modo di giocare, però va bene. A questo punto la partita continua con pedone per D5, si cattura il centro con il cavallo, cavallo in F3, cavallo, ritirata di cavallo in B6. Queste ritirate sono importanti poiché avere un cavallo al centro permette al bianco anche di occupare, di guadagnare tempi spingendo un pedone e noi siamo costretti a ritirare il nostro cavallo. Inoltre questo cavallo sarà probabilmente anche attacco, poi sotto preda di futuri attacchi. Non so, se prendiamo una semplice donna B3 e l'alfiere nascosto in G2 in realtà potranno creare attacchi di questo tipo, quindi il nero, per stare completamente col cuore in pace, cavallo B6, il cavallo da B6 sicuramente non è la migliore posizione del mondo, ma da B6 controlla bene la casa D5 e allo stesso tempo libera la diagonale all'alfiere, poiché se fosse tornato in F6 avrebbe occupato la diagonale all'alfiere. Quindi B6 è una buona mossa, cavallo C3, cavallo C6 e qui si va in una sorta, siccome io sono un grande giocatore, sono un giocatore della Lekin e a volte mi diverto, a volte prendo delle mazzate assurde. Spesso nella Lekin c'è questa manovra del cavallo che va in D6, che poi va in D5, che poi va in B6 e quindi spesso i due cavalli si trovano in questo modo e devo dire che questi due cavalli affiancati sono molto forti perché controllano parecchie case centrali, molto interessante, controllano queste case qui e quindi fanno pressione. In questo momento abbiamo un cavallo che fa pressione su D4, alfiere su D4, donna su D4 e attualmente abbiamo solamente due difensori, cavallo e donna. Bisogna correre ai ripari. Come? Allora c'è un alfiere 3 possibile, che però l'alfiere 3 capisci che blocca la spinta del pedone 3. A quanto pare non piaceva molto a Carlsen, che gioca E3. E3 va ad impostare una struttura pedonale di questo tipo, che sicuramente rende fortissimo, ma fortissimo questo alfiere bianco, ma rende cattivo l'alfiere scuro che poverino non sa dove andare. Anche a seguito di uno sviluppo in fianchetto si ritroverà a sbattere contro il proprio pedone, a meno che il bianco non progetta in futuro spinte di questo tipo. Andiamo avanti. Arrocco corto del nero, arrocco corto del bianco. Il bianco devo dire che è un po' tranquillo, è un po' passivo, probabilmente Carlsen non se la sentiva di giocare in modo troppo minaccioso, quindi sta sulle sue. Torre in E8 per supportare spinte in E5 che costringerebbero al bianco o a cambiare
o a spingere ulteriormente. Attenzione che quando noi spingiamo troppo in avanti i nostri pedoni, più li spingiamo in avanti e più sono difficili da difendere e viceversa, più sono facili da attaccare al nostro avversario. Ed è proprio questo quello che vuole Ghiri, cioè vuole spingere il bianco a spingere in avanti i suoi pedoni e a portarli proprio in pappa al proprio esercito. Torre N1 a 5, questa è una manovra classica, anche nella Lecchi viene giocata, spesso si spinge a 5 per prendere innanzitutto un po' di spazio qui, ma l'idea è anche quella di spingere in A4, in A3 facendo pressione su questa diagonale dove noi abbiamo il pieno controllo, quindi è una buona mossa. Inoltre in un finale avere un pedone in una casa avanzata come la sesta traversa o in questo caso la terza traversa è sempre cosa buona e giusta. A questo punto bisogna sviluppare la donna. Carlsen decide di svilupparla in D2, una mossa un po' particolare. Si poteva tranquillamente sviluppare la donna in E2 o in C2, erano entrambi i casi buoni. D2 ancora una volta rende più chiuso questo alfiere. Sicuramente avrà avuto le sue buone ragioni per fare questa mossa su donna E2, diciamo si mette la donna sulla stessa traiettoria della torre. Su C2 il cavallo ci può dare noie, quindi ha detto D2. È vero che anche su D2 c'è quest'altro cavallo che può dare noie, ma possiamo tranquillamente andare ora in E2, in D3 se vogliamo rimanere sulla stessa colonna o ritornare ancora sulla casa di partenza. Quindi su D2 viene giocata finalmente E5. Su E5 ora Carlsen decide di spingere D5. Attenzione che c'è questo pedone che ora ci minaccia il cavallo e sicuramente bisogna spostare il cavallo e poi si minaccia di sostenere questo pedone grazie all'avanzata di quest'altro pedone. Cavallo B4, attenzione che adesso questo pedone è minacciato da un cavallo, una donna, bisogna assolutamente supportarlo E4. Il gioco è ancora equilibrato, come ti dicevo, più un pedone lo si spinge in avanti, più facilmente attaccabile. Ora con un semplice C6 il nero punta a distruggere un po' questi pedoni centrali. Qui una spinta come D6 sarebbe un assoluto azzardo, poiché sarebbe facilmente attaccabile con cavallo C4. Si minaccia la donna, si minaccia il pedone e in futuro anche un semplice alfiere potrà catturare o la stessa donna, lo stesso cavallo. Insomma, è troppo vulnerabile un pedone di avanti. A3 per togliere questo cavallo che non si sa bene quali case buone possa avere se non la ritirata in A6 e qui esce fuori un tatticismo che probabilmente Carlsen non aveva visto che porterà il nero in vantaggio, che è questo. Pedone per D5. Lascia in presa volutamente il cavallo, il bianco non se lo fa ripetere due volte, cattura il cavallo, cattura il pedone, adesso c'è sotto un cavallo e una torre. È vero che momentaneamente il nero è sotto di un pezzo, ma sta minacciando due cose. Ora, quali sono le possibilità? Su per esempio cavallo in A2, c'è B3, si sposta il cavallo e si perde la torre, quindi non va bene cavallo in A2. Su cavallo in A4 semplicemente si riprende il pezzo. La mossa che invece del testo che viene giocata, che è la più corretta, è torre per torre, quindi adesso il bianco è in vantaggio di una torre. Adesso però questo pedone è fortissimo, guarda se continua a pappare chi c'ha e alla fine addirittura riesce a promuovere anche a donna. E qui appunto viene giocata pedone per C3 e la mossa corretta, che è quella che viene giocata in partita, è pedone per C3. Se continuavano a mangiarsi a vicenda, guarda come andava a finire, divertente. Torre per C8, pedone per D2, torre cattura la donna, pedone cattura la torre, diventa una donna, questa donna a scacco deve essere catturata e adesso ci ritroviamo in un finale di questo tipo con un chiaro vantaggio del nero. Ha la qualità e insomma qui il computer dà un -4 al nero, ma torniamo alla posizione originale dove qui si cattura di donna. A questo punto leggero vantaggio del nero e
Dopo questa siamo sempre nella stessa posizione. Facciamo un pochettino la conta dei morti, abbiamo 3 pezzi leggeri, 2 alfieri a testa, un cavallo a testa, una torre, una donna, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedoni per il nero e 1, 2, 3, 4, 5 pedoni per il bianco. Ricordiamoci che stiamo giocando ad altissimi livelli ed un pedone in meno può fare la differenza fra una partita vinta e una partita persa. È il turno ora del bianco che decide di catturare il pedone centrale e adesso questo pedone attualmente non è catturabile dalla donna poiché è difeso dalla donna avversaria, perciò cavallo B6. Cavallo B6 viene riattivato il cavallo, ricordiamoci sempre ragazzi di riattivare i pezzi che non stanno facendo nulla e allo stesso tempo andare a sorreggere l'attacco. Segue torre di 1 per tenere questo pedone e adesso E4, mossa interessante. E4 scaccia il cavallo. Dove può andare questo cavallo? Pensiamoci un pochettino insieme. Può andare in H4. In H4 questo cavallo non ha sviluppi. Dove va? Dove va in futuro? Inoltre, attenzione che in un futuro, preparandola, il nero potrà preparare la spinta del pedone in G5 questo pedone e questo cavallo sarà incastrato. Non è possibile giocarla immediatamente, però questa è da ricordare. Il cavallo può andare in E1 blocca la torre e con alfiere G4 possono nascere dei problemi. Il cavallo va in D4, se va in D4 fa interferenza, si può catturare il pedone. L'unica casa disponibile è cavallo G5, che è una casa aggressiva che minaccia anche il pedone, ma vedremo adesso come il nero esce fuori da questa situazione. E3, mossa veramente, veramente interessante. Una mossa di interferenza che interferisce sul controllo di questo cavallo, che adesso è facilmente impresa dalla donna. Bisogna correre ai ripari. Come? Con un contrattacco. Donna B2, l'idea è se tu mi pappi il cavallo, io ti pappo il tuo di cavallo. La partita continua in questo modo. Donna per G5, ma adesso Carlsen gioca alfiere per E3, con l'idea di minacciare la donna e ancora una volta minacciare questo cavallo. Ti faccio vedere come sarebbe potuta andare la partita se invece su questa mossa si catturava subito il cavallo. Guarda qui. Pedone in E2, torre in E1, sacrificio di donna su alfiere, la torre cattura, il pedone arriva a promozione, scacco, presa obbligata, cattura, alfiere F1, l'unica mossa, alfiere H3 si minaccia il matto, donna in B5 per tenere questo povero alfiere e adesso il bianco ha grandi gatte da pelare. Qui la partita è assolutamente favorevole per il nero che minaccia il matto in qualsiasi situazione, ha praticamente un alfiere e una donna bloccati che devono rimanere, la donna deve rimanere per forza su questa diagonale onde evitare il matto e qui questo alfiere può fare i cavoli suoi, può andare a catturare, insomma il nero può organizzare meglio le sue forze. Mentre vediamo com'è andata la partita, dicevamo Carlsen cattura con l'alfiere, ma a questo punto c'è l'interessantissima donna G4. Donna G4 si minaccia di catturare la torre e qui come si poteva continuare? Semplicemente come donna B3 per difendere la torre e continuare a minacciare il proprio cavallo. Qui c'erano varie possibilità, o le semplici mosse di ritirata come cavallo D7 o le più avventurose sacrificio. A questo punto, dopo la cattura, abbiamo un arrocco un po' sguarnito, abbiamo questi due alfieri che sono molto forti e si può organizzare un attacco mica male. Donna in E2 e qui insomma il bianco deve organizzare veramente una buona difesa. Alfiere G4, sto guardando le continuazioni possibili che mi dà il computer, torre, donna D2, insomma il bianco avrebbe giocato poi una mossa difensiva. Praticamente su donna G4 Carlsen abbandona. Ancora una volta, sì, non è chiaro ancora
come il nero possa dare il colpo di grazia al nero, ma è sicuro che il bianco da qui in poi giocherà una partita totalmente sofferta e prima o poi ci sarà il colpo tattico che farà cadere totalmente la struttura del bianco. Ripeto, questi abbandoni sono per noi comuni mortali inconcepibili, anzi noi andiamo avanti anche quando perdiamo una torre, figuriamoci. Loro no, loro quando sono in una posizione dove non possono fare nulla è molto più glorioso abbandonare che cercare di giocare ed essere umiliato dall'avversario, perché poi quando sei in una posizione dove non puoi muovere nulla, qualsiasi cosa fai è sbagliata, il tuo avversario si diverte, colpi tattici, sacrifici, anzi gli fai fare la partita più bella del mondo, vai in prime pagine sui giornali, vieni visto come un pirla che ti sei fatto fare tutte quelle mosse, quindi ci sono tutta una serie di dinamiche che bisogna assolutamente prendere in considerazione. Spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto, se sì ti invito a lasciare un like, un commento, a condividere il video con i tuoi contatti e noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!